Manna mere mea Ite nova za quest'anno Propiaghere a diruleas Questo sonno prene a fanno Mere manna mere mea Imbriacato questo mondo in de vale ardente è una china ballottando vale foto sta gente imbriacato questo mondo In questo momento siamo in compagnia con il signore? Io sono Mondino Pizzalis, vengo da San Mugheo e andiamo in giro per fare questi arrosti, sagre e quant'altro, in giro per la Sardegna. Quindi vi occupate esplicitamente di questa preparazione, quindi non è il primo anno che venite qui a Bidonì? No, è già una decina d'anni che veniamo a fare questi arrosti e la preparazione del primo. L'anno scorso c'erano circa 900 persone, 900 pasti e quest'anno spero anche di più. Bene, in questa occasione avete preparato quanti agnelli, insomma? Sono un centinaio di agnelli pronti per poterli degustare qui a Bidonì. Dai ti fa che sono un'idea si sono d'acqua bello Con Daniele Fadda che è presente al blocco qui a Bidonì, grazie della vostra ospitalità. Grazie a voi per la presenza, ormai siamo arrivati a questo al 20° anno della Sagra, che è una vetrina molto importante per quanto riguarda il nostro piccolo centro. Diciamo che questa è una manifestazione che ormai sta riscuotendo un successo incredibile da diversi anni, che è una vetrina, come stavo dicendo, importante, ma non solo il giorno della manifestazione, ma per tutto quello che succede nel corso dell'anno. Infatti il nostro piccolo centro da quando si realizza questa manifestazione ha avuto anche un riscontro durante tutto l'anno, perché un piccolo centro sapete benissimo che non ha quella grossa visibilità che possono avere gli altri. Grazie alla Sagra abbiamo un riscontro durante tutto l'anno per tutte le manifestazioni collaterali che realizziamo. Come Proloco noi stiamo salvaguardando il territorio, diciamo che facciamo anche delle manifestazioni alla riscoperta del territorio, delle tradizioni, dell'archeologia e di tutto questo paesaggio, di questo magnifico lago che abbiamo qua a due passi.
Bene Dario, perché vogliamo ricordare che qui prossimi alla manifestazione abbiamo il lago Modeo che come lago praticamente artificiale è uno dei più grandi di tutta Europa, tra l'altro. Esatto, è uno dei laghi artificiali più grandi d'Europa, che può essere sfruttato anche in ambito turistico, e quindi noi ci stiamo impegnando da diverso tempo proprio per la sua valorizzazione. Alla mia sinistra con il signor Battista Cualbu, che è il presidente del Consorzio dell'Agnello IGP di Sardegna. Bene, signor Battista, oggi è una giornata veramente importante qui nella piccola Bidonì, diciamo piccola ma grande, si popola diciamo in una giornata così importante. Alle nostre spalle praticamente c'è la preparazione dell'agnello, siamo giunti alla 20ª diciamo, edizione, quindi è una giornata a cui praticamente esprimiamo diciamo, la massima praticamente attenzione, abbiamo diciamo, persone che arrivano da tutta la Sardegna. Sì, è un momento sicuramente importante anche perché stiamo valorizzando quello che è il prodotto principe dell'economia sarda, cioè l'agnello, che rappresenta comunque una cultura, una storia, una tradizione del nostro territorio, e credo che scenario migliore non potessero scegliere. E lo stesso risultato di presenze di tantissime veramente dimostra che è un qualcosa a cui i sardi tengono particolarmente, sono presenti da tutta la Sardegna e questo non può che farci piacere. Bene, agnello, mangiare bene, mangiare praticamente doc e soprattutto mangiare sano. Sì, è importantissimo, infatti questi agnelli che stiamo cucinando sono agnelli GP di Sardegna col marchio, ed è questo l'appello che facciamo in continuazione ai consumatori affinché acquistino sempre i prodotti a marchio di indicazione geografica protetta. Ricordo che l'agnello IGP prevede per disciplinare che sia nato, allevato e macellato in Sardegna da pecora di razza sarda. L'agnello viene nutrito esclusivamente con latte materno, non può essere utilizzato dalla farina latte, insomma stiamo parlando di un prodotto veramente genuino ed è unico nel suo genere. Noi seguimos a suonare. Vorrei ricordare anche come presidente a Sonappa dell'Associazione Nazionale della Pastorizia abbiamo presentato qualche giorno fa a Parigi il riconoscimento UNESCO della transumanza. È un qualcosa che si è sempre fatta sia in Sardegna, in Italia, l'Italia è proprio capofila in questa richiesta e speriamo che venga riconosciuta, perché sicuramente è un modo per valorizzare sempre di più la nostra cultura, la nostra tradizione e il raccontare quello che siamo stati, perché oggi col cibo si raccontano sensazioni, emozioni e vanno saputo raccontare al consumatore in modo tale che si innamori non solo della qualità del cibo ma anche su tutti i sacrifici e quello che c'è dietro nel produrre il nostro agnello. Non lo lascias imbazzare, mere me acostumamento. Noi seguimos a suonare. A inventare
questo momento ci troviamo con dei rappresentanti della Prolocco, ovvero la signora Antonella. e la signora? Gina. Bene, signora Gina, lei ha del pane in mano, che tipo di pane è? E la semola si fa per le feste. E quindi in occasione della sagra di San Zona avete preparato proprio questa tipologia di pane. Sì, sì. Mentre lei ha in mano i dolci, Allora ci sono i papassini, le meringhe, i bianchetti noi le chiamiamo, i dolci di guerra, c'è il gueffoso, i petit fruit e poi ci sono le pastine decorate, che si fanno per le feste soprattutto. bene, anche in questa occasione, uno dei tanti dolci tipici proprio qui locali, di Bidoni qual è per esempio? Le formaggelle, dopo il formaggio che non ci sono però adesso, che le diamo dopo alla fine del pranzo, quelle, e poi i papassini sono tipici lo stesso. Sono sempre prodotti tipici di casa. Sì, 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 sì. E beh, il gueffoso, lo stesso, tipici di Bidoni, e poi basta, i soliti dolci che si fanno dappertutto. Firma di Bisedda mia, stringhe di porte a sugoro meu, gasi mi passa sa malinconia, mi fa che contento come il nome Deu. Cantami una canzone, piena de durche e malinconia, canta chi in coro, canta chi in amore, casi allunga sa vita mia. Quando va che sa festa in Oliana, sentende venida e Bene cari amici, è arrivato il momento di parlare di cucina, ciò che andremo proprio a mangiare. Abbiamo preso posto praticamente all'interno di questa bellissima struttura dove ci sono tantissime persone oggi per la sagra di Sanzone. Gigi Argiola sei al mio fianco, vi chiediamo semplicemente una cosa andremo a gustare, a mangiare oggi? Allora, dopo un po' di antipasti, tutti di terra, prevalentemente del territorio, andiamo a mangiare i gnocchetti al ragù d'agnello, che sono ottimi e sono quello che ormai ci richiedono da 20 anni, perché se siamo arrivati a fare una sagra per 20 anni vuol dire che la gente ci torna anche oggi con 800-900 persone, vuol dire che la gente è soddisfatta di quello che proponiamo. Assolutissimamente sì, quindi andremo a mangiare adesso gli gnocchetti e poi praticamente il piatto proprio tipico, cioè l'agnello. Dopo vi faremo vedere l'agnello, il modo con cui lo tagliano e soprattutto facciamo vedere anche il modo in cui lo mangiano. Bene, con Gigi ci vedremo poi praticamente qui a breve distanza ai piedi proprio praticamente del lago Amodeo per parlarci anche del motore economico di questo importante centro praticamente proprio sul lago, va bene? Va benissimo, a dopo. Dommi di Bisedda mia, dommi serena quando se spumegus, sa gente sarda, gente divertida, son simbriagos, non son sospeus. Dommi sol braccio mio, este un zero de no irmentigare, bella galari si sormo e su mare, bella sa gente grande divertida. Qui a Bidoni per la sagra delle Zanzone, intervista il signore che fa per tutti che è? Antonio Paolessi. Bene, signor Antonio, non è il primo anno che venite qui alla sagra? Sarà il 7° o 8° anno, sempre insieme all'amico Lino e è sempre troppo bello. Bello, perché ci sentiamo a casa, poi passiamo sempre 10-15 giorni in Sardegna, che forse se è la regione più bella d'Italia secondo noi, si mangia bene, è bello il mare, è molto più bello l'interno, è bello tutto della Sardegna. Non aggiungo altro. È d'accordo? D'accordo, io ho sposato anche una sarda, pertanto meglio di così. Si sente a casa più degli altri, diciamo così. A casa di mia moglie. Che è la signora qui alla mia destra, lei è proprio di?
Io sono nata a Roma, però i genitori sono uno di Bonorva e mamma di Ossi. Bene, quindi praticamente sarda a tutti gli effetti. Di tantissime generazioni. Noi siamo la prima generazione di Roma. Eccoci qui sempre in compagnia con Gigi Argiolas, l'amico che ci sta facendo da guida in questo splendido paesaggio. Alle nostre spalle abbiamo il paesino di Bidunini, nonché il lago Omodeo che si estende per tutta quest'ampia e bellissima vallata. Ricordiamo che Bidunini è uno dei paesi più piccoli della Sardegna, tra i 4 più piccoli per superficie chilometri quadrati, e proprio a Bidunini inizia il territorio del Barigado. Barigado, che dal latino significa proprio passare dall'altra parte, insomma. Abbiamo dei riferimenti molto particolari per quanto riguarda il territorio sin dall'antichità, ovvero abbiamo origini prenuragiche, nuragiche, se non che un tempio dedicato a Giove del 50 a.C. sul monte Onnariu, se non sbaglio, Gigi. Proprio sul monte Onnariu abbiamo il famoso tempio di Giove, che adesso proprio a breve, martedì domani, ripartono gli scavi, così cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo lasciato fermo qualche tempo fa. Siccome adesso con l'avvento di Montebramma un po' le risorse per questi tempi e per queste zone archeologiche erano un pochettino bloccate, siamo riusciti a reperire un po' di risorse e siamo riusciti a ricominciare gli scavi. Adesso a breve vedremo cosa ne uscirà fuori, perché le previsioni sono ben oltre le nostre aspettative, io dico solo questo, e poi ne avrete conferma una volta che abbiamo cominciato gli scavi. Gigi, guardando il lago, come dicevamo poc'anzi, si potrebbe fare riferimento a un motore economico non indifferente in questo territorio, perché ne vale veramente la pena insistere. Sì, infatti, allora abbiamo un invaso qua, l'invaso dell'Omodeo, proprio prende il nome dalla diga Omodeo, però è secondo me un pezzo di Sardegna proprio la parte più incolta, è la parte secondo me che dovremmo valorizzare di più, perché è, secondo proprio, non solo sul mio parere, anche su chi l'ha visto e chi lo vede, è un tesoro ancora da scoprire. Onore di casa da parte del sindaco, la dottoressa Ilaria Sedda, qui per la sagra di Sanzone nel territorio di Bidunini.
Vogliamo ricordare che il termine bidonì, dottoressa, praticamente ha origine, diciamo, fenice, ossia la parola divisa sta per ricchezza di fonti d'acqua fin dall'antichità in questo territorio. Oggi abbiamo visto, diciamo, la partecipazione di migliaia di persone, è una festa veramente importante, veramente sentita. Sì, è una festa molto sentita per il paese. Ogni anno vengono migliaia di persone, siamo abbastanza felici di questo. Bene, mi ricordava che l'altra festa praticamente, per esempio il patrono invece di Bidonì è? San Giovanni Battista, che è il 24 giugno. Bene, quindi diamo appuntamento anche a chi ci segue a casa, chi volesse, diciamo, ritornare nel centro di Bidonì può farlo, diciamo, nelle altre feste, perché cari amici, questo è veramente un paese molto ospitale e fanno delle cose veramente belle, diciamo, al pubblico, oltre che ai residenti, insomma. Sì, volevamo ringraziare anche tutta la gente che ha partecipato e speriamo che anche negli anni a venire ci sia così tanta gente. I cuochi, la Proloco, i volontari, abbiamo visto forze dell'ordine, diciamo, vigili, tutti quanti quelli che hanno partecipato per la buona riuscita di questa manifestazione. Sì, ringraziamo tutti. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie.